Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento Io Compro Siciliano Live. Buona domenica, buon 3 maggio, siamo pronti per un nuovo appuntamento e siamo pronti sempre con la grande forza e il grande entusiasmo di questo meraviglioso gruppo. Grazie 166.000 volte, 594 volte, grazie, grazie. E mi avvicino alla camera perché vorrei fare insieme a voi 166.594 passi indietro e vorrei ripercorrere brevemente questo meraviglioso viaggio di Io Compro Siciliano insieme a voi. Quando abbiamo iniziato, un paio di settimane fa, il primo appuntamento eravamo a circa 10.000 adesioni, non pensavamo che si arrivasse a questo gruppo così importante, a questo numero così importante. Noi quello che abbiamo fatto dall'inizio è cercare di trasmettere a tutti voi, a tutti noi, un po' l'entusiasmo dei bambini, un po' quello che è la concretezza degli adulti e poi quello che è la grande esperienza delle persone anziane. Questo per dirvi che in un gruppo che cresce, e siamo veramente tanti, quello che vorremmo che accadesse è che questo grande abbraccio fosse sempre più forte e sempre più compatto. Quello che vi diciamo è teniamoci per mano, insegniamo anche a chi è vicino a noi, magari se sbaglia qualche percorso, qualche passo, insegniamo a camminare insieme a noi, non abbandoniamolo e soprattutto non critichiamolo, perché se veramente qualcosa vogliamo fare di differente, e noi lo stiamo vivendo quotidianamente perché stiamo lavorando per progettare affinché tutto non rimanga soltanto parole, voi lo sapete perché stiamo facendo veramente tanto e la conferma è che noi ascoltiamo voi, ascoltiamo le vostre voci, ascoltiamo le vostre proposte, ascoltiamo la vostra richiesta d'aiuto, ascoltiamo con concretezza quello che è la voce degli imprenditori, quella che è la voce del consumatore, quella che è la voce anche di chi in questo momento vive la grande difficoltà di non sapere se domani potrà riaprire la propria attività e noi abbiamo tanto suggerito, tanto fatto, tanto organizzato per poter essere pronti a dare delle risposte. E allora noi stiamo cominciando piano piano a dare delle risposte, ma la vera certezza del successo di questo gruppo, e lo dico a voi, anche a te che sei lì a casa tua, che in questo momento stai guardando questo programma, e deve iniziare proprio da te che lo stai guardando, devi sentirti responsabile verso Io Compro Siciliano e quindi guardarti attorno. Noi non siamo meglio, io non sono meglio di te, tu non sei meglio di me, ma tutti e due siamo il meglio, tutti e due, io e te, siamo il meglio che la Sicilia può dare. Allora, se con questo spirito affrontiamo tutto quello che accade accanto a noi, tutto quello che accade accanto a noi, io sarò felice se tu porterai sulla mia tavola quello che tu potrai propormi e dirò che è buonissimo, così come io lo farò sulla tua tavola e tu magari dirai che anche il mio è buonissimo, perché insieme sicuramente faremo il banchetto più bello e più ricco che potremmo mai immaginare e questo banchetto porta il nome di Io Compro Siciliano. Credeteci, perché noi vogliamo dire che ognuno di noi 167.000, siamo tutti insieme i migliori perché vogliamo cercare di riemergere tutti insieme. Io inizio questo appuntamento domenicale, lo si fa ogni domenica per fare anche un po' il punto della situazione e vorrei chiamare questi tre imprenditori, questi tre amici, questi tre
collaboratori, perché loro sono lì a lavorare 24 ore su 24 per cercare di progettare per tutti quanti noi, e ascoltando voi, ascoltando te che sei da quella parte. Io li vorrei chiamare perché vorrei sentire un attimino quello che accade a distanza appunto di una settimana. Lo abbiamo visti una settimana fa tutti insieme. Permettetemi ancora di avere qui i padroni di casa, e sono Giuseppe Giorgianni, Davide Morici, Francesco Caravello. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno a tutti e buona domenica. Buona domenica. Beh, io devo dirvi buongiorno a tutti. Io devo dire che ogni volta che mi trovo fra voi è sempre provo sempre una grande emozione. Ciao Ciccio, provo sempre una grande emozione perché vivo quotidianamente insieme a voi quella che è proprio la voglia di fare. Io non l'ho detto poc'anzi quando ero da sola, perché lo voglio dire insieme a voi. Stiamo andando avanti, è pronto questo form, che è la raccolta dati, che troverete sulla pagina in alto, sul gruppo all'interno delle comunicazioni, che è proprio il form che serve per raccogliere i dati delle vostre aziende, ed ancora sul sito www.iocomprosiciliano.com. Continuiamo ad andare avanti e a costruire. Io inizierei da Giuseppe Giorgianni, ma adesso sinceramente vi aspettavate questo consenso e questo successo? Ma eravamo, diciamo, consapevoli della forza del progetto, questo dal primo momento, che, diciamo, si inserisce sicuramente in un periodo particolare e difficile dell'economia della Sicilia, ma non potevamo sicuramente immaginare un numero così rilevante di adesioni nel giro di pochi giorni. Siamo cresciuti, diciamo, alla media di 10.000 iscritti al giorno, impensabile anche dal più inguaribile degli ottimisti come lo sono io. Ma posso dire che una cosa è certa: come sempre abbiamo applicato e dedicato tutta la nostra passione, tutto il cuore in un progetto che sognavamo ma che adesso è veramente divenuto realtà. Davide Morici, c'è sicuramente un valore dietro Io Compro Siciliano, e qual è il valore di questo progetto? Il valore di questo progetto è la qualità del Made in Sicily, l'identità del prodotto che viene dal territorio, la provenienza. Quindi è come se fosse, anzi è sicuramente un marchio che ti va a portare avanti il simbolo e il segnale proprio della provenienza siciliana, ed è un segnale. Sicuramente, come diceva Giuseppe, non lo potevamo prevedere questo, chiamiamolo exploit, d'altronde siamo stati coinvolti e travolti positivamente dall'esploit dei membri, e devo dire moltissimo dai consigli, dalle proposte che sono arrivate a noi personalmente, che sono arrivate all'interno del gruppo, che sono arrivate nella nostra pagina, e che poi alla fine hanno dato e stanno assolutamente avendo un valore enorme nella progettualità che abbiamo già messo in piedi, ma che stiamo sicuramente portando avanti. Quindi il valore è la Sicilia, il valore è il piccolo, il valore è il piccolo artigiano che non ha la forza di potersi fare conoscere, e noi abbiamo dato questa possibilità. Il valore è in un momento di crisi che ci arriva il messaggio dell'artigiano che ci dice grazie, sto lavorando grazie a te, oppure
consumatore che ci dice: non conoscevo questo prodotto nel territorio, non sapevo che vicino a casa mia c'era questo prodotto, non sapevo che dall'altro lato della Sicilia c'era questa forte identità. E poi il valore più grande, che forse è stato quello che sempre non ci ha fatto fare questo passo avanti in passato, cioè ovvero il Made in Sicily è stato sempre forte, ma a noi è mancato. E oggi con il Compro Siciliano assolutamente abbiamo dimostrato che non è mancato e che oggi stiamo ripartendo il valore della rete, riuscire a fare, e io Compro Siciliano, dimostrazione che facciamo rete, non disperdiamo energie, assolutamente crediamo in un progetto, assolutamente portiamo economia, risvegliamo un settore che è quello del Made in Sicily nel mondo e all'interno anche del nostro territorio. Ma Ciccio, Francesco Caravello, ma che cosa avete in mente con Io Compro Siciliano? Ma abbiamo in mente una cosa semplicissima, tanto semplice quanto di valore, ovvero creare il più grande database, la più grande rete di eccellenze siciliane mai creata nella storia. È una grandissima opportunità, come dice il buon Davide, che questa è una parola sua, è una grandissima opportunità salire sul carro, salire ora su un carro che è in corsa velocissimo, perché sta crescendo giorno per giorno sempre di più. È un carro importante che consentirà alla Sicilia di risalire, di riemergere il più forte possibile. Per quale motivo? Semplicemente perché noi amiamo fare questo, raccontare la Sicilia e le sue eccellenze. Quindi questo è il progetto Io Compro Siciliano, creare appunto questa mega opportunità per tutte le piccole e medie imprese che ne vogliono far parte. Da oggi divulgheremo questo forum che servirà a raccogliere quanti più aderenti possibili, quante più aziende possibili, per creare appunto questo database in modo tale da rendere al pubblico quanto più accessibile queste informazioni, perché oggi il gruppo funziona alla grande, perché comunque tantissimi piccoli produttori sono riusciti ad emergere e a farsi conoscere dal pubblico esponendosi a questo, dentro questo gruppo. Ma il database consentirà tutto questo in maniera molto più agevole, e in più promuoveremo la Sicilia sotto l'aspetto turistico e quindi turismo esperienziale, che è quello che io adoro fare da anni. Questo è quello che Io Compro Siciliano. Giuseppe Giorgianni. Sì, sicuramente diciamo, adesso abbiamo in mente veramente tante idee e progettualità. Andremo ad agire sul rafforzamento dei contenuti di Io Compro Siciliano, sia sul piano della quantità, ma anche e soprattutto dal punto di vista della qualità. Per dare maggiore autorevolezza a uno strumento che comunque autorevole lo è già per sua natura. Venerdì prossimo, infatti, invito tutti a collegarsi e avere quella suspense di avere proprio durante la trasmissione delle 12. Presenteremo alcune iniziative che metteremo subito a sistema. E queste sono lo sviluppo derivante dalle vostre migliaia e migliaia di idee, proposte, consigli. Inviateci dalla varietà che costituisce il gruppo vero e proprio, perché all'interno veramente ci sono imprenditori, ci sono i consumatori, ci sono tantissimi professionisti che in questi giorni ci hanno scritto con delle idee, delle impostazioni e tutto. Quindi diciamo che la seconda fase del progetto parte e prevede l'utilizzo di strumenti più incisivi, sicuramente a sostegno delle imprese, ma anche e soprattutto a quelle più piccole e meno strutturate, al fine di renderle veramente pronte per essere competitive nei mercati locali ed internazionali. E presenteremo anche uno strumento proprio unico nel suo genere per sostenere il turismo. Il turismo rappresenta per la Sicilia veramente una parte importante, e quello cercheremo in tutti i modi di sostenerlo in modo più rapido, soprattutto per un restart più rapido, perché realmente il comparto turistico negli ultimi anni stava crescendo ed è cresciuto sempre in modo imponente. Quindi in breve vogliamo che Io Compro Siciliano comunque diventi un punto di riferimento per certificare la qualità e la provenienza del Made in Sicily, sia per il mercato regionale, ma e soprattutto per quello nazionale ed internazionale.
So tra l'altro che ci sono tante iniziative, appunto come adesso si parlava, venerdì ci sarà un'esposizione sul progetto, ci sono tante novità anche su quello che riguarda il palinsesto, perché oltre al programma questo di Io Compro Siciliano Live, il programma di Francesco, aperitivo social, ieri abbiamo iniziato inserendo in palinsesto Io Compro Siciliano Chef, ma ci sono anche qui tante belle novità proprio per abbracciare un po' tutti i settori. Sì, assolutamente sì, perché la progettualità di Io Compro Siciliano si allarga e si allargherà su vari settori, partendo però da una base che è quella che verrà presentata venerdì alle 12, come dicevamo. Tu menzionavi alcuni programmi, che poi questo è uno dei settori che stiamo assolutamente implementando attraverso anche altri contenuti e altri programmi. In questo momento abbiamo i 3 programmi che tu hai menzionato, compreso quello che è partito ieri di Io Compro Siciliano Chef, ma già partirà presto un Io Compro Siciliano Host legato al mondo della ricettività, un Io Compro Siciliano Song legato alla musica, alla sicilianità, partirà anche un programma legato al par condicio, ovvero alla possibilità di dare voce a tutte quelle realtà che oggi hanno bisogno di sostegno. Ieri sentivamo il contributo di Mario Incudine per quanto riguarda il mondo dell'arte, che in questo momento, come tanti altri settori, sta soffrendo. Avremo anche un programma dedicato alle bellezze nostra terra, con le nostre donne siciliane che ci porteranno in giro per la Sicilia a conoscere il territorio, il prodotto, perché il senso assoluto nostro del prodotto è anche il popolo, anche la gente, è assolutamente la gente che è dentro in questo gruppo. Per noi è un prodotto, e noi questo prodotto, che è la nostra sicilianità messa in rete, lo dobbiamo esportare, lo dobbiamo far conoscere all'interno del nostro territorio, ma lo dobbiamo anche esportare. Quindi poi ci sarà anche un Io Compro Siciliano dedicato alla salute, perché in questo momento è abbastanza delicato tutti i sistemi di sicurezza in relazione alla ripartenza, quindi c'è un'attenzione particolare. Questo sta a dimostrare che il comparto della web TV è un comparto forte che verrà sviluppato, ma che man mano verrà pillole di programmi che poi rimarranno costanti. Mi piace fare un passo indietro e dire attraverso 2 parole: la coscienza imprenditoriale, dare il senso a questo progetto. Si sa che se la rete è un segnale forte, ed è quello che noi abbiamo messo in campo, un altro segnale forte è quello che è un po' la formazione. Molte volte noi stessi non siamo abituati, ma fondamentalmente non conosciamo quello che sono i percorsi da intraprendere per poter migliorare e presentare meglio la propria azienda, per poter noi molte volte abbiamo l'eccellenza, la qualità, ma non sappiamo presentarla bene. Allora noi vogliamo agevolare la funzione di Io Compro Siciliano e di quello che presenteremo venerdì non è altro che agevolare inizialmente il gruppo, perché per noi la forza è il gruppo, per noi il valore è il gruppo, per noi è ogni singolo componente del gruppo Io Compro Siciliano che noi vogliamo rivalutare, ogni singola azienda, ogni singolo produttore, ogni singola struttura ricettiva. E proprio per questo questa coscienza imprenditoriale, ognuno di noi, ogni componente del membro deve capire, del gruppo deve capire che deve fare dei percorsi molte volte o accettare dei consigli che vengono dalle connessioni del gruppo stesso, e per come abbiamo fatto noi fino ad ora, perché abbiamo ricevuto tanti consigli, quindi dobbiamo essere aperti a ricevere questi consigli per migliorarci. Questo periodo di reset che stiamo vivendo con il coronavirus ci è servito e ci deve servire per ripartire, non fare più gli stessi errori, essere più propositivi, essere più aperti alla rete ed essere più aperti a accettare consigli e a fare tesoro e coscienza di questi consigli. Noi metteremo in campo, lo presenteremo venerdì, anche tanti strumenti che supportano ogni singolo componente del gruppo, ogni singolo piccolo imprenditore, affinché possa fare un percorso di crescita che si va a identificare a quello che è il valore del marchio Io Compro Siciliano, ovvero e provenienza, la qualità di un prodotto, l'identità e la provenienza siciliana da tutto il mondo. Anche nel settore ricettivo devo dire che
il nostro modo di fare accoglienza è un prodotto unico che se è sempre più migliorato da tutti i punti di vista, diventa un valore immenso. Tutto è prodotto, tutta identità, e questo è quello che vogliamo fare e portare avanti. Quindi tanti saranno gli strumenti che supporteranno, perché noi dobbiamo partire, partiamo e partiremo sempre dal gruppo Io Compro Siciliano, dal valore del gruppo. Davide, io nel frattempo che tu facevi questo intervento stavo guardando i messaggi dei nostri amici che stanno arrivando, e poi Ciccio arrivo subito da te, anche perché rimarrai con me, perché abbiamo un collegamento da Taormina ed è lì tra l'altro che già freme. Allora Luigi Parrinello, Davide dice: bravi, innanzitutto chiede conferma, venerdì ore 12, confermate che ci sarà l'esposizione del progetto, mi chiedono attraverso i messaggi. Sì, assolutamente sì. Poi sempre Luigi Parrinello dice: bravi, coordiniamo serietà e professionalità con progetti seri e guardando al futuro, professionalità, formazione e servizi. Damiano Chiaramonte dice: quello che sorprende è anche la grande attenzione che la stampa regionale e nazionale sta riservando e dedicando a Io Compro Siciliano. I saluti arrivano da tutti, da Salvo Damiano, da Giuseppina Vito, Sebastiano Giuffrida, Cristina Safina, Giovanni Cavallaro, Fausta Intravaglia, Stella Gulino, Sergio Sanfilippo, applausi. Stella Gulino, appunto, Pasquale Licausi, Salvatore Trovato, Amalia Lopinto. Saluti da parte di tutti i nostri amici che sono lì pronti. Beh, io a questo punto, Francesco, noi adesso salutiamo a Davide e a Giuseppe, e proprio con te adesso farò questa apertura di questa seconda parte, perché oggi è la rubrica dedicata proprio a voi, e chiedimi pure. La rubrica che al venerdì viene curata da Giuseppe Giorgianni, al sabato con Davide Morici e la domenica con il mitico Francesco Caravello, che ci fa viaggiare guardando i monumenti e degustando le nostre meravigliose creature che al palato risultano dei veri e propri quadri. Noi adesso partiremo proprio da questa cosa, Ciccio. Salutiamo Davide Morici e Giuseppe Giorgianni, grazie. Buona domenica. Buona domenica. Ciao. Volevo dire l'ultima cosa, ovviamente dico a tutto il popolo di Io Compro Siciliano, e dobbiamo essere orgogliosi di avere e far parte di questa grande rete. Seguiteci in tutte le dirette, non solo nostre, perché andremo in giro. Ovviamente immaginate che per l'attenzione che la stampa ci ha dato a livello nazionale e anche internazionale, perché ci hanno contattato dopo varie dirette anche da fuori l'Italia, dall'America. Saremo presenti ogni tanto io, ogni tanto tutti e tre, ogni tanto Ciccio, ogni tanto Giuseppe. Saremo presenti a portare il messaggio di Io Compro Siciliano, a portare avanti il progetto di Io Compro Siciliano, quindi seguiteci, perché tanto ci vedrete in giro. È assolutamente buona domenica. Purtroppo quello che ora vedremo sarà duro, perché so che andremo a Taormina e sarà dura vedere e non toccare, sarà veramente dura. Allora grazie, grazie. Buona domenica. Buona domenica. Beh, allora Francesco, noi adesso rimane il compito di far viaggiare i nostri ospiti. Innanzitutto volevo dirti che non faccio altro che aspettare al pomeriggio per bere questo aperitivo social con te, perché ci dai con questo appuntamento tutti i giorni veramente la possibilità di poter bere e attingere notizie, perché ci fai sempre viaggiare, ci fai conoscere tante realtà, tanti imprenditori, e questo è un appuntamento molto bello. Tra l'altro Ciccio, e poi diamo l'accoglienza anche al nostro ospite, però mi piacerebbe dire ed esaltare tantissimo quella che è la tua esperienza che hai portato all'interno di questo viaggio meraviglioso che Io Compro Siciliano, perché tu veramente sei la sintesi
di quelli che sono i bravi ragazzi, quelli che viaggiano perché vogliono conoscere, quelli che viaggiano per passione, quelli che vogliono scoprire ed esaltare la nostra terra. E tu nella tua vita hai fatto questo, tu hai iniziato giovanissimo a viaggiare per il mondo, lo hai girato in lungo e in largo e in ogni cosa ti sei portato dentro la Sicilia. Bravissimo, esatto. In realtà il problema è stato l'inverso, perché ho cominciato a lavorare troppo presto, quindi ad un certo punto mi sono reso conto che lavoravo e basta, quindi mi sono reso conto che avrei voluto conoscere il mondo maggiormente per poter fare un paragone con quello che ho sempre vissuto e che ho sempre amato. Quindi da lì ho cominciato a viaggiare, non mi sono più fermato e ho fatto dei viaggi il mio lavoro. In questa maniera cosa ho cominciato a fare? Ho cominciato, come hai detto tu, a fare continuamente il paragone di quello che avevamo in casa e quello che c'è in giro per il mondo, senza dover per forza dire cosa è più bello e cosa non è bello, perché andare a denigrare cosa c'è altrove non è una cosa corretta, ma portare con te nel tuo cuore quello che hai di meraviglioso, per quello non c'è nulla di male. Raccontarlo agli altri non c'è nulla di male, anzi è una cosa meravigliosa. Quando abbiamo compreso che realmente era quello che avremmo potuto far diventare un lavoro, abbiamo iniziato e non ci siamo più fermati. Fino a ieri lo facevamo con gli ospiti stranieri, mi piace chiamarli ospiti stranieri e non turisti. Oggi invece ci ritroviamo a raccontare la Sicilia e le sue eccellenze ai siciliani. E proprio oggi ti porto in uno di quei luoghi che per me rappresenta l'eccellenza nella sua massima espressione. Andiamo a casa di un uomo che si chiama Saretto, io lo chiamo lo zio Saro, perché non perché è anziano, attenzione, perché sì, un po' di anziano c'è, però è simpaticissimo. Quindi lo zio Saro, andiamo a casa sua e parleremo di un prodotto eccezionale che rappresenta proprio la sua area geografica, che è la granita del Bambar di Taormina. È una di quelle cose che quando io vado da quelle parti, anche se non sono a Taormina, sono nelle vicinanze, io devo assolutamente andarci, perché non puoi assolutamente. E non hai idea di quante volte mi sia capitato di capitare per errore di lunedì nel momento in cui è chiuso, ma non è che ci vai a pensare. È il dispiacere che dice, sei a Taormina in mezzo alla meraviglia più assoluta, ma dispiaciuto perché Saretto è chiuso. Adesso ci andiamo e Saretto ci dà una bellissima notizia. Quando vuoi lo lanciamo a te. Sì, e oggi noi ci siamo andati, sai perché? Perché è domenica e quindi lo troviamo aperto ed eccolo lì, buongiorno Saretto Bambara da Taormina. Ma ciao! Buongiorno. Ma quanto ci piace che già sei messo lì, io ti vedo e già sei all'opera, io già insomma sono, come dire, inebriata. Non ha l'audio lo zio Saro, ragazzi, non ha l'audio. Saretto, non ti sentiamo. Visto... Prova a vedere meglio l'audio perché non ti sentiamo. L'audio, prova a vedere l'audio. Allora, dalla regia, sì, dalla regia facciamolo uscire così dopo lo facciamo rientrare. Ciccio, allora, ma tu sei stato lì al Bambar tante volte, tra l'altro. Sì, un centinaio di volte, fino a che siamo diventati amici, la cosa o non mi sopportava più o doveva diventare amico mio. Hai scelto di diventare amico mio e quindi l'opzione è stata questa qua. Tra l'altro Ciccio, vai. Saro è stato chiuso per questo periodo di quarantena e credo riapra domani, quindi in questi giorni ha fatto lavori all'interno del locale, pulizie straordinarie e quindi si sta preparando per lavorare e credo che la prima granita la stampi adesso in diretta. Voglio sperare. Sì, ma io infatti c'era una sorpresa per noi. Senti Ciccio, ma sai che cos'è la cosa fantastica? Che lui racconta anche il suo bar, appunto il Bambar, è un punto di riferimento anche per artisti, no? Da Fiorello a tanti attori, e lui ogni volta mi dice anche che di tanto in tanto c'è qualche meravigliosa attrice che tra l'altro è anche sua amica che arriva lì per degustare la sua granita. Io ho detto, senti, ma com'è questa situazione? Ho detto, ma chi è che viene qui fra le attrici? Dice, ma per esempio, che ne so, Maria Grazia Cucinotta è una mia amica, ci sentiamo, hai capito? Cioè lui proprio è lì, anche fra le bellezze artistiche, e poi insomma è anche un personaggio. A parte questo, lo zio Saro, come si dice dalle nostre parti, è troppo accollativo. Qualunque cosa tu gli proponi, purché sia promuovere il prodotto, l'eccellenza siciliana, lui se la accolla. L'anno scorso, quando è venuto Yu Jun,
che è l'attore 2 premi Oscar, l'attore più famoso cinese, uno fra gli attori più pagati al mondo, è venuto e abbiamo portato in giro a Taormina. Lo zio Saro, sai che ha fatto? Ha preparato la sua bella truscia, un bello pacchittello, con tutte le gregge, ce ne siamo andati a mangiare insieme a Yujun e tutta la sua famiglia e tutto lo staff, ci siamo mangiati dentro il teatro. Sì, esatto. Vabbè. Senti, no, vabbè, poesia. Senti Ciccio, io vorrei leggere questo messaggio di Gerardo Rossano e dice: sono felice, anzi orgoglioso di far parte di questo gruppo perché saremo un volano positivo per tanti imprenditori siciliani che magari sono in difficoltà. Un caro saluto a tutti, che i media nazionali si siano occupati di questo gruppo non è casuale. Grazie Rossano per queste parole. E anche Faraone Palermo ci scrive: è con attaccamento alla nostra terra e con tanto orgoglio e con l'assoluta consapevolezza che non ci manca niente. Buongiorno Katiuska, Francesco, siete davvero dei professionisti con tanta passione e amore per il Made in Sicily. Grazie per queste parole a Faraone Palermo. Senti Ciccio, una cosa molto, molto bella, ieri per esempio parlando appunto con Saretto arriva anche un altro messaggio che adesso leggiamo. Parlando con Saretto lui mi diceva: sai, per me è stato importante un po' come è nata questa attività, ed è una cosa che poi spero appunto lui possa raccontarci a breve, che è anche un po' un messaggio, no, rispetto al fatto che quando magari le cose sembrano che siano un po' così, bisogna avere immediatamente la forza di alzarsi e magari anche reinventarsi, ma mi piacerebbe appunto parlarne con lui. Allora, Chiara Seidita dice: complimenti per le belle parole di professionalità e progettualità che avete detto. Oggi voi rappresentate Io Compro Siciliano, che è un bene prezioso che tutti noi membri dobbiamo tutelare e supportare. Bravi, grazie Chiara, grazie per queste parole. Ed eccolo lì, ci siamo Saretto? Non riusciamo a sentirlo. Saretto, non ti riusciamo a sentire. Proviamo, audio, vediamo. Non ci ritorna l'audio. Vediamo la tua bellezza, ma è oltretutto quello che ci stavi preparando, ma non riusciamo a sentirlo. Vediamo un attimino sempre dalla regia se riusciamo a ripristinare questa cosa. Ti dicevo, Francesco, sai, mi è piaciuto molto nel racconto di Saretto ieri. Io ho chiesto naturalmente: ma come nasce Bambar? E lui mi disse: sai Katiuska, in realtà noi facevamo in famiglia tutt'altro lavoro, avevamo un'altra attività che non c'entrava assolutamente nulla con questa. E allora circa 25 anni fa decidono proprio di aprire questo bar. Tra l'altro Bambar, perché Bambar? Perché loro di cognome fanno Bambara e quindi Bambar è capitato a pennello nel loro nome, no? E mi raccontava Ciccio che loro hanno iniziato questa attività e una cosa, hanno detto, per noi una cosa fondamentale è stato quello di fare cose che noi chiaramente sapevamo fare, anche perché io avevo avuto qualche esperienza in alcune attività, appunto in alcuni bar, e poi il vero successo è stato l'utilizzo di prodotti genuini e naturali. Quindi, come vedi Francesco, ritorniamo sempre a dire le stesse cose, quanto sia importante utilizzare prodotti buoni, genuini, del territorio. Assolutamente sì, è la differenza la fa proprio questo. Quando un prodotto racconta la genuinità e racconta la territorialità, quel prodotto avrà un valore maggiore. Vai a creare anche nel soggetto, che poi alla fine è il pubblico, vai a creare un interesse maggiore, perché gli vai a creare una coscienza interna. Ce l'abbiamo, benvenuto a giocare, abbiamo anche l'audio. Ma dai, ma ci sei! Ciao! Buongiorno a tutti e buona domenica a tutti che ci stanno seguendo. Ciao Saretto, ma senti, ma io già mi sono permessa di raccontare che utilizzi dei prodotti genuini, e Francesco adesso qua ci stava dicendo che è venuto più volte, che hanno degustato le tue granite quando è venuto Eugene e sono andati a mangiarle direttamente dentro il teatro antico.
che sei una meraviglia. Io ho detto che da te ci sono Fiorello, artisti, sei amico di Maria Grazia Cucinotte, insomma sei un VIP. Vero, vero. Hai detto dei prodotti genuini, dobbiamo aggiungere siciliani, perché non compriamo limoni che vengono da fuori, arance che non vengono da fuori, prendiamo prettamente siciliano, le angurie, i meloni, i pistacchi, le mandorle rigorosamente di Avola e quelle siciliane. Senti, ma io ti vedo lì all'opera, ma che cosa stai preparando? Sì, perché anche se si inizia domani noi iniziamo con un servizio da asporto, perché per ora il governo ci dà queste disposizioni. Benissimo, noi oggi, dato che io sono qua per fare questa diretta con voi e sono orgoglioso di avervi conosciuto, perché state facendo un programma bellissimo, promuovere i prodotti siciliani, che ne abbiamo di bisogno per tutte le piccole, medie, grosse imprese siciliane e per l'artigianato locale. Questa è una bellissima cosa ed è bello che avete raggiunto già i 160 e più 160.000 membri, diciamo, nel gruppo, e questa è una cosa bellissima. E allora ho pensato di venire e fare una granita così virtuale per tutti quelli che ci seguono, per voi, e farvela vedere. Ci piace, siamo qui che guardiamo. Sì, quindi io già ho messo il panetto di mandorla, ho messo l'acqua, lo vado a frullare, così nel frattempo lo mettiamo in macchina, nel frattempo che diciamo. Ok, va bene, va bene. Nel frattempo qui arrivano messaggi. Allora, arriva un messaggio di Pino Delfino: buongiorno, ma consumare siciliano è una specie di uovo di colombe. In Sicilia avete tutto di grande qualità, solo chi non ragiona consuma extra. Ve lo dice un calabrese che consuma calabrese ed anche siciliano. Grazie Pino, grazie. E allora noi ti seguiamo. Quindi una volta preparato il panetto di mandorla, dosato con l'acqua, eccetera, eccetera, già io ho messo un po' di zucchero, lo vado a mettere in macchina, così nel frattempo ci scambiamo due parole e la macchina va avanti nella mantecazione della granita. Va bene? Va bene, va bene, va bene. Allora tu metti in macchina e nel frattempo, ecco qua, lui... Perfetto, guardate un po' Saretto cosa sta facendo, ci sta portando all'interno del suo locale e sta mettendo all'interno della macchina quello che è il preparato appunto che ha fatto poc'anzi con un panetto di, era un panetto di mandorle siciliane che sono mandorle di Avola. Adesso stiamo vedendo, li stai inserendo il composto all'interno della macchina, perché durante la nostra intervista, guardate lì, ecco, e lo facciamo partire e partiamo ed eccoci qua. Senti, che tempi ci sono di realizzazione, Saretto? Per la preparazione della granita approssimativamente impiega non più di 10 minuti. Dai. Cioè, il prodotto in macchina sarà pronto in non più di 10 minuti. Senti, ma la granita più gettonata qual è? Che gusto? Forse la granita più gettonata, noi essendo qua, perché la granita tipicamente più nella zona orientale, cioè Messina, Taormina, Catania, Siracusa, in questa zona. Anche se poi la granita è un prodotto siciliano, la si fa ovunque, però la gente che più consuma le granite in questa zona, quindi io direi mandorla, perché nel catanese tutti prendono granite di mandorla. Bene, e poi comunque come dicevi volete tu, sapere qual è? sì, qual è? La mia preferita è sotto mandorla, sopra, cioccolato, poi zio Sala, cioccolato e poi panna. a panna. Però e poi naturalmente e poi la brioche con il, come si dice, a brioche con il cotuppo. Un cappetto, dipende come si preferisce. A me piace molto di più dire cotuppo, perché la brioche è cotuppo.
Ma a parte questo, una cosa fondamentale che te ne accorgi quando ci passi, perché anche se non lo conosci, ed è difficilissimo che non lo conosci, ma se per caso dici non conosco il Bambar, ti capita di trovarti nelle traversine, a un certo punto ti blocchi a guardarlo perché è arte e impurezza, sono ceramiche, decorazioni, arte infinita, e poi si trova in questo angolo, nella traversina della strada degli artisti. Vero Cesaro? È vero, abbiamo fatto questo locale decorato da Tino Giammona, ci tengo a precisarlo, che è un ragazzo, veramente un ragazzo siciliano, abita qua a pochi metri dal bar, che rappresenta proprio la nostra sicilianità. Lui, senza scuole, senza nulla, ha fatto proprio sì che dal carretto siciliano ha preso la stessa preparazione dei carretti siciliani, gli stessi disegni, gli stessi colori, e ha fatto il nostro bar. Poi è stato un susseguirsi di farle in ceramica di Caltagirone, come noi tutti sappiamo la Sicilia è famosa per le ceramiche di Caltagirone, di Santo Stefano, di Palermo, perché in Sicilia ci sono tanti posti dove fanno delle ceramiche bellissime. Senti Saretto, ma tu lì, quando una viene lì da te, una può veramente, no? Cioè magari lì Fiorello che viene spesso, oppure possiamo incontrare tanti attori, tante attrici, so tra l'altro che sei amico di tante attrici, Sì, fortunatamente ho un grandissimo rapporto con Fiorello, perché tutto è nato da lui, tutte le volte che venivano dei personaggi a Taormina, lui conosce tutti, attori, cantanti, attrici, non vi posso dire, non potete mai immaginare se lui non conosce qualcuno. Quindi quando vengono qua a Taormina gli dicono di andare a Taormina, e fortunatamente così tramite lui ho conosciuto Maria Grazia Cucinotta, gli ho scritto e lei è venuta da sola perché è di una semplicità, Maria Grazia, incredibile. Ora siamo molto molto amici, però tramite lui ho conosciuto Giorgia, Laura Pausini, Kasia Smutniak, siamo molto amici, e così via, tante altre. Senti Saretto, ma io raccontavo ai nostri amici come tu hai iniziato questa attività 24 anni fa. Come no? Il bar è una cosa incredibile, perché noi in questo stabile, in questa casa, che era casa di papà, dei nonni, inizialmente papà ci ha fatto aprire un negozio di materiale elettrico, perché papà era elettricista. Questo negozio di materiale elettrico è andato dal 78 al 94, però purtroppo noi abbiamo perso papà nell'84 e io e mio fratello eravamo ventenni, siamo andati avanti ancora un bel po', però le cose non andavano bene. Siccome noi nel nostro spirito siciliano, di tutti i siciliani, anche se cadiamo ci rialziamo prepotentemente, cerchiamo veramente di realizzarci, abbiamo pensato di fare un bar, e così il bar è nato dal nulla. È nato dal nulla, è iniziato con questi disegni che ha fatto Tino, e pian piano, dal 96 a oggi sono 24 anni che sono volati, perché il tempo è volato incredibilmente, e il Bambar ora è conosciuto dappertutto. Senti, ti arrivano messaggi da Charlie Winston Fazio e dice: grande Saretto. Sì, lo conosco anche lui, ne conosco tantissimi di Palermo, ogni tanto faccio qualche diretta, qualcosa, e mi scrivono da Palermo, da Augusta, da Siracusa, da Catania, da Messina, ovunque si collegano, e questi social sono bellissimi perché è un bel mezzo per arrivare da qualunque parte del mondo. Pensa che qualche mese fa, prima che iniziava questa quarantena, prima di Natale, mi trovavo a Palermo con mia moglie, e sul viale, mi pare che era Viale Libertà, esiste Viale Libertà, questo viale grande, certo. Incontravano ragazzi di Palermo sul viale che mi salutavano, che mi conoscevano. Bellissimo. Bellissima esperienza. Saretto, ci piace sentire che sei venuto a Palermo a passeggiare in Via Libertà. Questo per dire che è la conferma del fatto che noi siciliani dobbiamo conoscere e scambiare le nostre forze, le nostre energie. Senti Ciccio,
Quando immaginiamo di andare a fare una capatina? Subito dopo, diciamo, alle nostre riprese andiamo subito da Saretto per andare a degustare. Io ho una lista, nel momento in cui ci scacciano dai domiciliari, ho una lista di tutta una serie di cose che devo fare. Il primo giorno, solo che il primo giorno durerà, penso, una settimana. Quindi io uscirò di casa, tornerò una settimana dopo che sono a trovare tutti gli amici in giro per la Sicilia. Li devo andare a abbracciare uno per uno, non perché autorizzato a fare. Tra questi c'è anche la pista dallo zio Saro. Ed eccoci qua, siamo vicini alla macchina perché forse siamo pronti, vero zio Saro? Sì, io nel frattempo che voi parlavate ho visto che la macchina è arrivata a temperatura, e guardate, giusta. Allora, quindi cosa succede? La macchina esce, tu è già pronta di mandorla. Meraviglia. Con la paletta per farla adagiare nel pozzetto. Noi la chiamiamo pozzetto. Una grande differenza. La carabina. Una grande differenza che c'è tra la granita, per come intesa dalla nostra parte della Sicilia e intesa dall'altra parte della Sicilia, è sostanzialmente in un fattore che sta nel fatto che loro la granita la passano alla macchina del gelato. Questa qua è una grandissima particolarità. Al di là della materia prima, che deve essere fondamentale e deve essere eccellenza, come tutte le materie prime dello zio Saro, ma questa grande differenza, ad esempio da noi, sono in pochissimi a fare la granita in quella modalità. Questo comporta che per l'opinione pubblica, naturalmente, da noi non si fa la granita buona. In realtà da 1, 2, 3 gelaterie al massimo qualcosa si può trovare di buono, ma naturalmente è un'eccellenza tutta messinese e catanese. Questo è un dominio assoluto che non gli si può togliere. Io vorrei fare una domanda allo zio Saro, che è una cosa che ci sta molto a cuore. Cosa ricorda di quel giorno folle passato quando sono arrivati gli amici dalla Cina, quando c'era Eugene e tutti gli altri? Cosa ricorda di quel giorno in cui abbiamo improvvisato questo agguato all'interno del teatro antico? Quella è stata una bellissima esperienza e devo dire grazie a te, grazie a Davide, questo devo darvi atto, e grazie a Giuseppe che eravate tutti insieme, perché io sapevo che c'era questo personaggio famosissimo, questo attore cinese così famoso, però non credevo che riuscivamo in questa situazione di arrivarci a fargli assaggiare le granite, anche perché al teatro greco non è facile, loro pongono dei paletti, non si può entrare a fare pubblicità, questo, quello e quell'altro. Invece noi, grazie a voi, siamo riusciti e gli abbiamo fatto assaggiare questa granita ai cinesi che non avevano manco l'idea di che cos'era la granita. E devo dire che è stata una bellissima soddisfazione, perché sono stati contenti, ne hanno voluto ancora, hanno voluto altri assaggi ed è stata una bella esperienza. Meraviglia. Cati, senti, ma nel frattempo Ciccio, aspetta Ciccio, ma nel frattempo cosa stai mettendo dentro, Saretto? E facciamo una granita virtuale per tutti. Ho messo dentro cosa mettevi? Dentro ho messo granella di mandorla tostata, perché da un po' di anni a questa parte ho partecipato a un festival della granita che si chiama La Nivarata ad Acireale. Ora non so se la continuano a fare, non la seguo più. Sono andato, ho fatto questa manifestazione e ho voluto fare la granita di mandorla. Siccome loro dicono che sono i migliori, perché poi c'è sempre l'antagonismo, noi la facciamo meglio che la facciamo meglio, gli ho fatto seriamente una granita buonissima, lo diranno chi è che l'ha mangiata, e da quella volta ho aggiunto proprio la granella di mandorla tostata, questa granellina ormai qua c'è parecchia dentro, sì, questi piccoli pezzettini di granella di mandorla dentro la granita. Ha avuto un grandissimo successo e da quel giorno la facciamo così, con la granella dentro. Meraviglia. Ciccio, cosa dicevi prima? Cosa dicevi? Stavo dicendo che per ottenere questo permesso speciale per entrare dentro il teatro greco, in realtà non è che abbiamo dovuto dire chissà che, in realtà abbiamo detto che è un racconto di Sicilia, è un racconto di eccellenza siciliana, e siccome i tempi erano molto stretti, ma guardala che meraviglia, ragazzi, ma ci piace. Senti, Saretto,
Dimmi. Facci vedere la parte questa proprio dentro, perché noi adesso vediamo il bicchiere. Facci con il telefonino vedere proprio la parte, la granita che è dentro il bicchiere. Ah, qua, vogliamo vederla qua, dalle tue mani. Ah, raga, si vede, ci piace. Pezzettini di granella di mandorla. Ragazzi, poi questa coppetta è la più classica, la trovi proprio nei locali più tradizionali. Una curiosità importante è che nella zona del Messinese la granita è colazione, ragazzi, è una colazione, brioche e granita è la colazione migliore. Che bello. È vero, ci piace. Vi assicuro che l'ho assaggiata, è buonissima. L'ho assaggiata, è buonissima, sai, Francesco, no, parla con te, Saretto, parla con te. Non ci credo, adesso ci andiamo a andare a domicilio, non si può. È illegale allora, questa cosa, ragazzi. Senti Saretto, innanzitutto noi ti volevamo con Francesco e con tutti gli amici di Io Compro Siciliano ringraziarti perché hai voluto dedicarci questa domenica mattina. Da domani si rinizia, anche se con una formula un po' modificata, ma si rinizia. Quindi avanti tutta, perché tutti quanti vogliamo ripartire e ripartire veramente alla grande. Noi ti ringraziamo perché, Saretto, anche tu contribuisci a rendere forte ed accogliente tutta la Sicilia, perché ognuno di voi, ognuno di noi è eccellenza e porta insieme, tutti insieme, accoglienza, qualità dell'accoglienza. Quindi Saretto Bombara, noi siamo veramente felici. Ciccio, cosa vogliamo dire a zio Saretto? Voglio dare un grandissimo in bocca al lupo allo zio Saro, perché chiunque come lui, che racconta l'eccellenza, qualunque attività che domani ripartirà, comunque nei prossimi giorni ripartirà, di tenere duro, perché è fondamentale. Abbiamo un patrimonio da sostenere e da tutelare, il patrimonio delle eccellenze siciliane, tenere duro, avere un pochino di pazienza, perché si ritornerà a una normalità differente da quella a cui eravamo abituati, ma comunque tenere duro, non mollare assolutamente, perché ne abbiamo esigenza. La Sicilia si risolleverà, perché l'urlo sarà sempre più forte, l'urlo di chi ci tiene, di chi la vuole promuovere, e niente, e poi continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, raccontare eccellenze siciliane. Ringraziamo lo zio Saro, lo ringrazio. Noi ringraziamo lo zio Saro, ma vi ricordiamo a tutti di compilare il form raccolta dati che troverete in alto sulla nostra pagina e nella parte comunicazione del gruppo, anche sul sito www.iocomprosiciliano.com. A questo punto, Ciccio, avvicinati, zio Saretto, avvicinati. Senti, allora noi diamo appuntamento naturalmente alle 18 a aperitivo social, perché Francesco Caravello come sempre ci farà degustare e assaggiare, immaginare quelli che sono i percorsi fatti con i nostri ospiti. Noi finiamo sempre così, Saretto. Sì, vai Ciccio. Oggi ce ne andiamo, oggi la puntata è divisa in due, veloce. Ci saranno i soliti 3 chef sostegno assoluto della ristorazione siciliana, che sono fondamentali, e per una parte andremo a Los Angeles, andremo a trovare la mia amica Conny, che ci racconterà tantissime cose in funzione della Sicilia, perché anche lei si occupa di turismo esperienziale, e quindi andremo a Los Angeles oggi pomeriggio. Vi aspettiamo alle 18. E noi saremo lì con te a viaggiare. Saretto, noi finiamo sempre la puntata, anzi le nostre puntate, in un modo. Io compro siciliano. Come no? Ciao Saretto Bambara, Taormina, ciao Ciccio. Un collegamento grazie sempre a Davide e a voi. Buon pranzo. E ciao Saretto. Presto, mangiamo il siciliano, io compro siciliano. Ciao.